Ben ritrovati all'ippodromo del Savio di Cesena per questa 20ª giornata di corse, martedì 4 agosto 2026, e si parte con il premio Rotary Club di Forlì. Ricordiamo che è la quarta tappa del Tommaso Grassi Driver Award 2026, quindi abbiamo 10 concorrenti, 10 driver che si contenderanno i posti per accedere alla finale del 18 di agosto. Prima corsa, numero 1 Itacor Jet, Mario Minopoli Junior, 2 Isola Cla, Romano Tamburrano, 3 Eagle Zacca, Antonio Greppi, 4 Intrepido Col, Daniele Cuglini, 5 Idolo Benal, Federico Esposito, 6 Ilaria dei Greppi, Irene Legati, seconda fisa, 7 Ipotenusa, Simone Mollo, 8 Hispanic, Gennaro Mitrano, 9 Involved Matley, Lorenzo Talpoiun, 10 Ice Robin, Ferdinando Pisacane. Velocissimo Intrepido Col e si mette in prima posizione precedendo Itacor Jet, e questa era quanto si pensava potesse accadere ed è realmente accaduto, quindi il 4 davanti all'1 e gli altri che adesso perdono anche già un po' di terreno. Ci si avvia già per i 200 metri di corsa, 14,9, un po' di strappo ma veramente niente di particolarmente importante. Gli altri stanno cercando la loro posizione, qualcuno ovviamente cerca la posizione alla corda, comunque segue in terza posizione Igalo Zac con Antonio Greppi che è partito molto bene. 400 metri, 15,4 il rallentamento, un 33 complessivo, mentre avanza l'Emme, il numero 8 di Ispanico con Gennaro Mitrano. L'andatura permette appunto una risalita a destra e mano a mano dietro a lui arriveranno altri concorrenti. Siamo arrivati ai 600 metri in 46,3 e abbiamo sempre Daniele Cuglini che guida a ritmo moderato. Siamo sul piede dell'1,17, alla sua destra sta arrivando Ispanico, dietro Ispanico a destra sta salendo anche Ipotenusa, mentre invece Igalo Zac segue sempre Itacor Jet alla corda. E siamo sulla penultima piegata, e nella penultima piegata nulla muta, nulla cambia e si arriva così a 1 chilometro, sempre su quell'andatura, comunque in velocizzazione 1,15,8 la media, perché abbiamo assistito a una accelerazione che ovviamente si concretizzerà probabilmente in questi ultimi 500 metri di gara, che vede sempre guidare il gruppo Intrepido Col con Daniele Cuglini, che ora si deve difendere dalla sempre più convincente azione di Ispanico, che però viene da un percorso a destra che diventa abbastanza lungo. Alla corda c'è Itacor Jet che a fari spenti attende gli eventi, e chiudiamo la curva con un parziale di 15,3, allarga le redini Daniele Cuglini, prova a invitare al massimo impegno il suo allievo, ma arriva Itacor Jet che sembra avere le mosse migliori, ed è così che Mario Minopoli Junior riesce a vincere questa corsa, precedendo in fotografia o Intrepido Col oppure Isola Cla, che è arrivata davvero molto forte nel finale. Andiamo a vedere poi in slow motion, ecco, vediamo il calo all'ingresso di retta arriva di Intrepido Col che non ha più l'azione incisiva della curva, arrivano velocissimi Itacor Jet che prende la meglio sicuramente, mentre invece arriva fortissimo Isola Cla con Romano Tamburrano che sul palo forse raggiunge il secondo posto. Poi abbiamo Igalo Zac al quarto posto e il numero 8 di Ispanico probabilmente al quinto. Questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo di questa prima corsa, che vede quindi la vittoria di Itacor Jet, Mario Minopoli Junior per Marcello Di Nicola come trainer, Scuderia Fox per questa femmina di 3 anni di Twister B e Umbra Sartor.